bentrovati. Oggi sto realizzando un nuovo video perché alcuni di voi, dopo aver visto la puntata di Siciliano Doc andata in onda lunedì scorso e dove parlavo appunto dei 4 fonemi principali, i punti fermi della fonetica siciliana che un siciliano deve saper pronunciare, alcuni di voi mi hanno scritto in privato, altri mi hanno lasciato dei commenti per avere degli approfondimenti maggiori per quanto riguarda la D cacuminale. Ecco, io sto facendo questo video proprio per chi mi ha chiesto questo approfondimento. Oggi tratteremo appunto l'universo dentro al quale appunto naviga la D cacuminale, che ripetiamo e ricordiamo è un suono tipico della lingua siciliana. Chi è siciliano doc questo suono, ecco, lo sa pronunciare bene. Ecco. Ma lasciamo perdere le chiacchiere, andiamo subito al nocciolo della questione e focalizziamo la nostra attenzione appunto su questo tema molto importante della doppia D o D cacuminale. Allora, per spiegarvi meglio, ovviamente di modo che la spiegazione possa essere quanto più chiara possibile, mi aiuterò appunto di un PDF sfogliabile, di modo che vedremo insieme anche qualche esempio che è molto importante per comprendere, ecco, la D cacuminale sia dal punto di vista ortografico che fonetico. Apriamo il PDF sfogliabile e andiamo subito a fare questo preambolo, questa introduzione che è doverosa. Innanzitutto la D o la doppia D, a me piace chiamarla la D cacuminale. La D cacuminale è da considerare un corpo unico. Dobbiamo scoprire il perché di tutto questo. Andiamo avanti. È talmente considerata un corpo unico che è andata a finire come una delle 23 lettere dell'alfabeto siciliano. Ecco, se noi a questo punto, se noi vediamo quali sono le lettere dell'alfabeto siciliano, ecco, possiamo vedere subito che è presente appunto la D cacuminale. Ecco, vedete un pochino, vi faccio il segnale col puntatore: A, B, C, D, D cacuminale, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Ecco, questo è l'alfabeto, cari amici, l'alfabeto siciliano, in cui, come avete potuto vedere, è presente la D cacuminale. Ma perché ha il privilegio di essere una lettera dell'alfabeto? Ecco, qui subentra l'aspetto fonetico. Come dicevo prima, è un suono tipico del siciliano che è andato a finire nell'alfabeto siciliano. Ma perché è talmente un suono tipico che è distintivo, si distingue totalmente dalla doppia D come raddoppiamento di consonante. Ecco, deve essere chiaro questo concetto. La doppia D cacuminale finisce nell'alfabeto siciliano in quanto suono tipico e perché è come dire, un suono contraddistinto della doppia D come raddoppiamento consonantico. Ecco, spero di essere chiaro in questo concetto. Nel frattempo voi guardate le slide che io faccio vedere. Ecco, la D cacuminale, per fare un esempio e per approfondire ancora di più la materia, sostituisce quasi sempre la doppia L italiana. Ecco che abbiamo questi esempi: coltello, cuteggio, castello, casteggio, bello, beggio, allievo, aggevo, cavallo, cavaggio.
Ecco, da questo potete vedere benissimo come la doppia D cacuminale sostituisce quasi sempre la doppia L italiana. Ma non sempre, badate bene, questo è un passaggio fondamentale, ma non sempre la doppia L italiana si traduce in D cacuminale, come per esempio negli esempi che io vi riporto qui di seguito. Ecco, li vediamo meglio. Ballare, ballari. Ecco, in questo caso sarebbe scorretto scrivere baggiari, è completamente fuori luogo. Alleanza, alleanza. Allagare, allagare. Allampanato, allampanato. Ecco, vedete che non sempre la doppia L italiana si traduce in D cacuminale. Ecco, questo è semplicissimo, basta ricordare questo passaggio, ma c'è di più. Ecco, la doppia D è considerata un corpo unico, così come abbiamo detto precedentemente. È un corpo unico e quindi, ecco, non può essere scomposto a livello sillabico. La D cacuminale non si può scomporre, come per esempio si può scomporre invece la doppia D come raddoppiamento di consonante. Ecco, andiamo a vedere il perché. Ecco, vedete qui questi esempi, vediamo, ecco, ingrandisco leggermente. Ecco, vedete, bedru si scompone in be, giù. Cavaggio si scompone in ca, va, giù. Castello uguale, sono sempre tre sillabe. Ca, ste, giù. Ecco, la doppia D cacuminale, ripeto, non può scomporsi. Questo è un altro, come dire, un'altra caratteristica che la rende unica nel suo genere. Andiamo a vedere invece la scomposizione in italiano nel caso invece di doppia L. Vedete che è completamente diverso, così come nel siciliano quando diventa doppia D, ecco, nel caso di raddoppiamento consonantico. Bello, vedete, bello, cavallo, cavallo, castello, castello. Vedete un attimino come questo non si può per niente scomporre. Anche nel siciliano si crea un fatto simile per quanto riguarda invece la, scusate, chiudo un poco di pagine che avevo aperto, per quanto riguarda la D come raddoppiamento consonantico. Quindi la doppia D come raddoppiamento consonantico, se noi, ecco, dovessimo scomporre la parola friddu, ecco, magari la metto più grande, vedete la parola friddu, siccome è un raddoppiamento consonantico, vedete anche dalla dizione, non è friggiu, è friddu, perché è un raddoppiamento consonantico in questo caso. Quindi se dovessi scomporre questa parola dovrei fare in questo modo, friddu. Ecco, così come avviene con l'italiano, come avevamo detto prima, ecco, con questo genere di scomposizione, Quindi, riepilogando, è un suono tipico, è da considerare un corpo unico, è talmente unico che è andato a finire nell'alfabeto siciliano, in una delle 3 lettere dell'alfabeto siciliano. Non si può scomporre in quanto corpo unico. La doppia D cacuminale quasi sempre sostituisce la doppia L italiana, ma non sempre la doppia L italiana si traduce in doppia D cacuminale. Ora, diciamo, passiamo un pochino al termine.
cacuminale. Cosa significa cacuminale? Cacuminale è un termine che deriva dal greco e significa retroflessione. Infatti questo suono tipico, ecco, questo suono tipico della D cacuminale, che è molto simile alla pronuncia di DDR, già, già, attenzione, la R adesso vediamo, la R ortograficamente non ci va, ecco è molto simile il suono. Cacuminale significa retroflessione dal greco e infatti il suono che noi produciamo quando pronunciamo questo fonema è proprio il suono che deriva dalla retroflessione della lingua sul palato superiore. Già, be, giù, be, giù. Ovviamente, ortograficamente, pure se il suono si avvicina al fonema DDR, ortograficamente, vedete questa slide, non si scrive con la R. Badate bene, la R ortograficamente è un corpo estraneo, non va scritto. Vedete, questi sono esempi errati. Beggiu, cavaggiu, casteggio con la R è assolutamente un errore scrivere questi termini con la R. Mentre ortograficamente corretto è questo: be giù, cava giù, caste giù. Ecco, vedete, questi sono i termini corretti nella lingua siciliana. La D cacuminale è un suono tipico e quando si studia la lingua siciliana, oltre all'ortografia e all'aspetto della morfosintassi e della grammatica, bisogna anche studiare la dizione, la pronuncia, quella che i tecnici chiamano ortoepia, perché è molto importante conoscere. Ora, visto e considerato che il siciliano non si insegna nelle scuole, visto e considerato che nonostante le varie grammatiche pubblicate ma non sono mai riconosciute dalle istituzioni, ce ne sono alcune davvero interessanti, ecco, dobbiamo cercare di capire bene quando vogliamo scrivere in lingua siciliana. Io mi rivolgo a tutti quelli che scrivono in lingua siciliana e che si occupano di lingua siciliana, di dialetto siciliano e che ovviamente hanno a che fare con appunto questo idioma siculo, sia scritto che parlato. Quindi bisogna conoscere delle regole sia ortografiche che fonetiche, sono delle regole, come dire, che dovrebbero essere condivise tra gli scriventi. Purtroppo non sempre è così, ma devono essere condivise, ma soprattutto devono essere studiate, devono essere conosciute. Quindi, continuando la nostra lezione sulla D cacuminale, ecco, che derivazione ha questo suono tipico della D cacuminale, essendo appunto un suono tipico? Ecco, vi voglio appunto, diciamo, voglio condividere con voi una sestina scritta da un poeta agrigentino, Salvatore Valenti Chiaramonte, che scrisse alla fine del XIX secolo. Lui attribuisce questo suono tipico, questo lo chiama novello articolo, lo attribuisce a una derivazione araba e lui lo dice in questa sestina. Ecco composto lo linguaggio siculu, tra i dialetti lucchio antico oracolo. Quindi lui dice, si è ricomposto la lingua siciliana che tra i dialetti è uno dei più antichi. Quando l'arabo dette tanto pericolo, alla Sicilia con lo durubacolo portò parole ed un novello articolo che alla pronunzia fa lisciani ostacolo. Vedete, lui è molto chiaro. Quando gli arabi arrivarono e hanno portato pericolo, gli arabi portarono parole nuove, e noi nel sistema lessicale siciliano ci sono tanti arabismi, ma soprattutto, secondo questo poeta, hanno portato un novello articolo, lui lo chiama novello articolo, che a quelli che non sono siciliani
la pronuncia la fa un pochino strana. Difatti dico sempre che la D cacuminale, per chi è siciliano doc, la sa pronunciare bene, ma chi ha vissuto in ambienti italofoni, ecco, ha già qualche difficoltà. Ricordate, per esempio, nella scorsa lezione, quando abbiamo affrontato i 4 fonemi tipici, quando abbiamo affrontato appunto questi fonemi, io ho detto che bisogna pronunciarli bene. Il siciliano doc li pronuncia benissimo perché li ha acquisiti fin da quando era in Vasce. Chi invece deriva da ambienti italofoni ha delle difficoltà. Per esempio, per dire minescia, ecco, in italiano sarebbe minestra, ecco, in siciliano minescia la parola è uguale, è la dizione, la pronuncia che deve cambiare. Chi invece nel siciliano la pronuncia come nell'italiano, e allora di lì ti accorgi che non ha dimistichezza con la lingua siciliana. È davvero molto importante dire anche un'altra cosa per quanto riguarda appunto la derivazione della D cacuminale, che la sua origine, anche se questo poeta la attribuisce appunto agli arabi, quindi alla dominazione araba, secondo il glottologo Enrico Caltagirone, anzi sotto questo il video in descrizione vi lascio il link di un'intervista che io ho fatto al glottologo Enrico Caltagirone proprio sulla lingua siciliana. È molto interessante perché ha degli spunti interessanti anche per quanto riguarda questo suono tipico, perché secondo appunto questo glottologo diciamo il suono tipico della D cacuminale sarebbe ancora più antico rispetto agli arabi. Magari con gli arabi si è un pochino è concretizzato, è diventato più consistente nella parlata, diciamo, comune, ma possibilmente, ecco, affonda le radici nel sanscrito. Ecco, per qualche approfondimento in merito, ascoltate questa importante intervista che ho fatto ad Enrico Caltagirone, che lì troverete ulteriori spunti per quanto riguarda appunto questo tema. Ecco, io spero di essere stato chiaro per quanto riguarda tutto quello che abbraccia appunto la D cacuminale. Possiamo fare un riepilogo velocissimo che non fa mai male. Allora, la D cacuminale o doppia D, che dir si voglia, è da considerare un corpo unico. In quanto corpo unico avete capito bene che non può scomporsi come la doppia D raddoppiamento consonantico. Ecco, abbiamo fatto l'esempio di friddo. Ecco, se noi dobbiamo scomporre beggio è un conto perché c'è la D cacuminale, se noi dobbiamo scomporre friddo in quanto raddoppiamento consonantico è un altro diciamo discorso. E per quanto riguarda, essendo un corpo unico, la D cacuminale è un suono tipico siciliano, è finita come lettera nelle 23 lettere dell'alfabeto siciliano, quindi abbiamo visto anche l'alfabeto siciliano. Quindi queste sono tutto quello che diciamo c'è da sapere sulla D cacuminale, che ogni individuo che ha a che fare col singolo idioma, secondo me, deve sapere ad occhi chiusi e deve conoscere bene. Io vi lascio anche il link in descrizione per aprire queste slide, questo PDF sfogliabile, di modo che potete consultarlo con calma e magari tranquillamente potete tornarci qualora, diciamo, vi interessi. Io con questo chiudo, vi ringrazio per seguire i miei contenuti, vi ringrazio per interagire con il mio canale YouTube e con la pagina Facebook TVBN. Iscrivetevi, lasciate un like, interagite, sono cose che dico sempre ogni volta e come ogni volta vi abbraccio, vi saluto e vi lascio con "Ni sentiamo" al prossimo video. Vi saluto, arrivederci.